Oggi, Trapani vivrà la sua terza scinnuta. I gruppi scultorei coinvolti sono La caduta al Cedron del Ceto dei Naviganti e Gesù dinanzi ad Anna del Ceto dei Fruttivendoli. Come di consueto, si inizierà alle 18:15 con le esecuzioni delle marce funebri nella piazza antistante la chiesa Anime Sante del Purgatorio. Alle 19 è previsto un momento di preghiera con Don Alberto Genovese, vicario generale della diocesi di Trapani. Successivamente, e fino alle 20:45 circa, la banda in piazza eseguirà ancora le marce funebri.